buon sabato a tutti i nostri radioascoltatori, i nostri 14 radioascoltatori, più gatti, cani, tutto quello che c'è, in tutto il mondo di coloro che ci seguono, ci ascoltano. Oggi è la vigilia della Domenica delle Palme. Noi trasmettiamo oggi da un'istituzione a cui siamo molto affezionati, la Casa Amoris Laetitia di Bergamo, dove sono padroni della casa questi bambini che sono affetti da malattie rare o da gravissime patologie, specialmente neurologiche. Bene, questi bambini sono il cuore dell'umanità, perché sono indifesi, sono totalmente privi di capacità alcuna di essere autonomi. Però sono capaci di instaurare fortissime relazioni con chi ha cura di loro. Sono l'esempio del soggetto che anche all'interno di una società cosiddetta sviluppata, tecnologicamente avanzata, sono il soggetto del quale occorre conservare la titolarità, la personalità, cioè i soggetti base a cui far riferimento perché non debba essere violata la dignità della persona, sono loro. Perché anche loro vengono considerati in questo modo se consideriamo il Demo Kratos, cioè il potere che spetta al popolo, e loro sono i tasselli, quasi i tasselli grezzi del popolo, che partecipa, che ha relazioni, che ha una soggettività molto forte, che interagisce attraverso il principio di sussidiarietà. Ripeto mi rilascio queste nozioni base perché due dei nostri affezionatissimi 14, ovviamente, poi magari sono di più, però per noi 14 è il numero mitico. I nostri 14 radioascoltatori, due persone di più che alto livello, sia l'ingegner Nicolò, sia la nostra Bruna, che ha diretto, è stata segretaria per anni di un'importantissima casa editrice, Nicolò, grande docente, ingegnere, mi hanno precisato, mi hanno fatto osservare che la spiegazione della questione del sovranismo era un pochettino difficile da seguire. Purtroppo dovete perdonarmi, poi il mio linguaggio è un po' quello lì, non me ne accorgo neanche e può diventare anche oscuro. Lo riprendo perché è importante, perché è un tassello importante, fondamentale, in quello che è il pensiero autonomista e federalista, cioè il pensiero della Lega, in quello che è la democrazia, perché tutti gli altri partiti, non che siano antidemocratici, non sto sostenendo questo, però sostengono qualcosa che è diverso dalla democrazia. Dal mio punto di vista, ma dal punto di vista della Lega, se non c'è una partecipazione di base, quindi l'autonomia, una libertà di autodecidersi, di autodeterminarsi, se non c'è questa responsabilità, quindi, se non c'è quella e se non c'è l'idea che con gli altri sei costretto ad avere a che fare, e se non sei scemo devi fare in modo che i tuoi rapporti siano utili, federalismo, quella dà luogo quello è democrazia, e quello dà luogo a una democrazia crescente, perché effettivamente è espressione di un potere che va a ricadere fino all'ultimo, fino ai nostri bambini della Casa Amoris Laetitia. Ecco, questo è il concetto di democrazia, il principio, l'ascensore mediante il quale si sviluppano questi criteri è il principio di sussidiarietà, che trova espressione nella 40° anno enciclica del grandissimo Papa Pio XI da Desio. Ora,
Quindi riprendiamo la spiegazione perché è importante. La nostra è un metodo, una dottrina politica mediante la quale noi attuiamo i nostri costumi, le nostre credenze, quindi che siano di base cristiana non c'è il minimo dubbio, ma perché così è maturato nella civiltà. Ma questa base cristiana viene attuata tramite una dottrina politica. È diverso dal socialismo, che è direttamente partito e religione, perché il socialismo è una religione idolatrica che ha tutti gli elementi per essere una religione e si comporta come tale e alla fine arriva a prospettare una dittatura, ma è una religione ed è un assurdo pensare che questa religione possa essere l'aspetto esecutivo ed esplicativo di un cattolicesimo. Quando la dottrina sociale della Chiesa si trasforma nella sua attuazione in socialismo, è un controsenso, c'è una contraddizione. Il cristianesimo non ha nulla a che vedere con l'idolatria socialista, l'idolatria religiosa socialista, che ne pensino parecchi cardinali, che ne pensino parecchi vescovi. Secondo me, secondo noi, la Lega, questo è inaccettabile, è incomparabile, non sta sullo stesso piano. Ora, tutto questo ragionamento serve per riprendere la spiegazione della frase che 2 sabati fa, Matteo, che salutiamo tanto, lo abbracciamo, è riconfermato logicamente segretario della Lega, ma sarebbe mancato altro. Noi andiamo a rivedere il concetto di sovranismo. Ora, nel momento stesso in cui viene detto che non si può essere federalisti e autonomisti prima di tutto, senza essere dall'altra parte anche in Europa sovranisti, è un ragionamento logico solo se si accetta, si ammette una accezione di sovranismo che non è quella storica, quella che ci hanno appiccicato da sinistra. È diverso. Perché? Quella storica, quella istituzionale, il significato istituzionale di sovranismo è uno solo, e cioè la sovranità assoluta del monarca che si trasferisce allo Stato nazionale. Cioè, il nuovo Stato nazionale, nell'epoca moderna, il nuovo Stato nazionale è quello che succede al monarca nei suoi poteri sostanzialmente assoluti. Questo è il concetto di sovranismo elaborato dalla dottrina politica francese e con cui ci hanno etichettato le sinistre. È un concetto del tutto inaccettabile. È un concetto del tutto inaccettabile per il fatto che noi della monarchia, del potere assoluto, della monarchia assoluta, non sappiamo che farcene. Ma proprio non sappiamo che farcene. L'altro significato improprio, subentrato negli anni 60 del secolo scorso, è qualcosa di diverso, e cioè sovranismo sta a significare la difesa della sovranità popolare di uno Stato, che comunque ha un qualche legame col suo popolo, in relazione sia alla abnorme estensione di poteri delle istituzioni internazionali, ONU, come Unione Europea, come altre, NATO, altre istituzioni, e dall'altra parte l'altrettanto abnorme crescita dei potentati tecno-economici, turbocapitalisti, coltivati dalla sinistra americana, che hanno generato il grandissimo debito
degli Stati Uniti d'America e nello stesso tempo l'arricchimento spropositato di queste entità, di queste potentati enormi. Ecco, coloro che si oppongono a questi potentati, che sfuggono a ogni controllo popolare e che col popolo non hanno nulla a che vedere, coloro che si oppongono all'espansione dei poteri di queste entità, come l'ONU, che non hanno nessun controllo e contatto con il popolo, costoro si sono appellati sempre in Francia come sovranisti, ma è un significato improprio e diverso, però è quello che oggi prevale, anche se è improprio, un po' da ignorantoni, però è così. Ora, benissimo, quindi, allora, quando Matteo dice che non si può essere autonomisti, non si può essere federalisti, se non essendo anche sovranisti in Europa, significa questo. Il significato è: se tu non difendi la tua sovranità popolare laddove essa si esplica, e l'esempio è lo Stato, in questo caso lo Stato nazionale, dove poco tanto ancora il rapporto col popolo c'è, ove tu non difendi quella, se tu non la difendi, no, a questo punto non puoi nemmeno in Italia, dentro allo Stato nazionale, definirti autonomista e federalista. Perché? Perché non difendi il democratos, perché non difendi la democrazia. La democrazia va difesa tanto in Europa quanto al meglio, perché democratos, mediante autonomia e federalismo all'interno dello Stato. Dunque, quali sono i punti di vista divergenti fra la sinistra e noi? È chiaro che a questo punto c'è una divaricazione. Qual è la differenza? La differenza nasce innanzitutto dalla natura del diverso pensiero. Quello socialista è, l'ho detto e lo ripeto, una religione idolatra, materialista, quindi, perché l'idolo è sempre materia, quindi una religione idolatra la quale va a difendere che cosa? Che cosa adora? Cos'è l'idolo? È la prassi, cioè ciò che un'entità superiore che ha potere ordina di fare, ordina di attuare, ordina di eseguire. Quello è la religione idolatra socialista, quella che ha creato i Lenin, che ha creato gli Stalin, che ha creato i Mao, personaggi del genere. Quindi è idolatra ed è costruita in una struttura più o meno simedriale. La visione autonomista e federalista parte da un presupposto diverso. Non è una visione in qualche modo ideologica. L'ideologia non c'entra niente. È una dottrina politica. È sostanzialmente un meccanismo che va sempre più perfezionato e adattato ai tempi. Alla base di esso, certo che c'è una credenza, ma rimane al di fuori del meccanismo autonomista e federalista. Rimane al di fuori, lo determina come sentire sociale, quello che noi definiamo civiltà. La civiltà che dovrebbe essere cristiana, basata su principi, valori e senso cristiano. Bene, quella determina una serie di bisogni, una serie di esigenze, una serie di soluzioni che trovano il loro meccanismo attuativo in una sempre più raffinata dottrina politica che è fondata su autonomia e federalismo. Questa diversa visione, che culturalmente non è una robetina da poco,
perché è una robettina che fonda le sue radici, le affonda negli studi, nella dottrina di Carlo Cattaneo. Carlo Cattaneo, che era un secondo cugino di mio nonno, perché era il figlio dell'orefice di Zogno. Ora, poi trasferito a Milano, Carlo Cattaneo, che affonda le sue radici poco conosciute, mai elaborate, mai attentamente studiate, nell'opera di Rosmini, per esempio. Nell'opera, nei lavori approfonditissimi, fonti di discussioni e beghe più finite, dell'opera dei congressi, cui forse qualcuno sentirà parlare per la prima volta adesso, alla fine dell'Ottocento, agli inizi del secolo scorso. Uno degli attori era Monsignor Radini Tedeschi, che poi darà luogo a parecchie innovazioni successive, venendo accusato del cosiddetto modernismo anche, tra l'altro. Ha a che fare con Sturzo, Don Sturzo, che era partecipe del gruppo di Monsignor Radini Tedeschi, che col suo regionalismo, che è una visione diversa, perché molto calata sui territori meridionali, quindi sulla tipologia dei territori meridionali, dell'autonomia e del federalismo. Ha a che vedere con Papa Ratti, Tadesio, Pio XI, il quale è il propugnatore, colui che manifesta e che dottrinalizza il principio di sussidiarietà, che è fondamentale nell'autodeterminazione del popolo, che altrimenti non avrebbe significato. Pio XI. Ha a che vedere lo stesso Giovanni XXIII, che era Don Angelo Roncalli, che era il segretario di Radini Tedeschi. Questo per il mondo cattolico. Nell'ambito ancora cattolico, il grande notaio Misciano della Valdostana, tutta gente ha dato la vita, in molti casi, per mettere a punto questo mezzo di democrazia. Il professor Miglia, il gruppo di Neuchâtel con Denis de Rougemont. E poi pensate a tutta questa schiera di pensatori che sono il grande e fino ad oggi esclusivo, dovrebbero essere, patrimonio dottrinale della Lega, e che, elencati, messi lì così, sono convinto che quasi tutti i leghisti manco sappiano chi siano. Ma non solo i leghisti così, gente come noi, di basso rango e di basso livello, ma i vari parlamentari, quelli che hanno quelle che Massimiliano Romeo ha definito le cadreghe. Bene, ora è questa mancanza di conoscenza di chi siamo che rende piuttosto complesso affrontare anche quelle frasi che Matteo ha il dono della sintesi, dello slogan, che è illuminante, però compete agli altri poi collegarlo, fare un ragionamento, fare diventare un racconto, una ricerca comune. E questo io ho qualche dubbio che avvenga. Ripeto, ho fatto un elenco di nominativi, sono convinto che nessuno ne sapesse assolutamente niente. Ora, quindi c'è una necessità, la necessità di ripercorrere, di riprendere quello che è il popolo leghista, coloro che capiscono che al di là delle loro credenze c'è poi una necessità attuativa e che lo strumento attuativo migliore conosciuto finora per l'attuazione della democrazia è quello autonomista federalista. Però se non lo si conosce è un po' difficile metterlo in pratica, perché è come dire che mi vendono la lavatrice ma io non so come si usa. Ecco. Questo è un po'
il dubbio, l'impressione, ripeto, che non riguarda soltanto il regista della strada come me, ma a tutti, molti quantomeno, anche quelli che dicono di essere degli esperti, secondo me non ne sanno niente, è una mia opinione. Ora, certo, è provocatoria, quasi sinodale, vorrei dire, la frase che Massimiliano Romeo, il mio segretario della Lega Lombarda, ha pronunciato al recente convegno di Firenze alla Fortezza d'Abbassi. Cioè, signori, voglio convocare un'assemblea e io a quell'assemblea mi iscrivo, ho 40 anni di Lega, quindi mi iscrivo e sono pronto a dire quello che sto dicendo adesso alla radio, così tanto per aiutare e rompere un po' le scatole, ma mi iscrivo perché dice lui, voglio convocare un'assemblea di militanti, di simpatizzanti, quello che è, i quali devono esprimere ciò che sentono e alla presenza dei cadragari che stanno zitti. Bellissima cosa, splendida, con un problema che è proprio quello che ho appena precisato. Cioè, è chiaro che la Lega, quando è nata ed è tuttora l'architrave, ma non solo del sistema italiano, del governo italiano, è l'architrave europea, la Lega. Ma bisogna esserne consapevoli. Sotto il profilo del pensiero lo è sicuramente. Bene, ma se questo pensiero non è praticato dalla gente e che non è preparata, non lo capisce, non è nemmeno divulgato, è difficile che abbia altra intenzione, altro interesse quando si accosta alla Lega se non quello della cadrega. Ma è ovvio, escluso il criterio base di valutazione della persona, che è il criterio della conoscenza, della capacità di applicazione, dell'entusiasmo per un metodo che attua la democrazia, ma che non è ideologico, escluso quello come metodo di valutazione, dove volete che si vada? Si va a arrampicarsi sulla poltrona, dove almeno si ha voce in capitolo, dove si può dire qualcosa. Direi quindi, ma lo dico con affetto a Massimiliano, a Romeo, direi che il problema, più che di sovrapposizione di compiti, più che di prevaricazione da parte di chi riveste dei ruoli rispetto a chi non li riveste, è un problema strutturale. Cioè, dobbiamo tornare, ricordo ancora ai tempi, qualche decina d'anni fa, il fermento che c'era di ricerche su autonomia e federalismo. Per carità, si dicevano anche tante sciocchezze, si dicevano anche tante stupidaggini, però c'era la ricerca. Ecco, quello spirito, non magari i contenuti, ma quello spirito dobbiamo riprenderlo. È uno spirito che va ripreso, va riapplicato, va rimodulato, ma va rimesso in pista, perché è quello il criterio sulla base del quale poi, come un ulteriore carico, può essere assegnata quella che Romeo chiama la cadrega. Se quello manca, è chiaro che è la corsa alla cadrega, come in qualunque partitaccio simile, che a questo punto qualunque partito, tutti i partiti sono uguali, sono tutti paramafiosi, dice il professor De Ritta, proprio per questo aspetto. Ecco, noi questo non siamo mai stati e non abbiamo alcuna intenzione di diventarlo ora. Non abbiamo nessuna intenzione di diventarlo ora perché vediamo che torna Francesco, scusami se ti interrompo, purtroppo dobbiamo chiudere. Tutta la sua essenzialità, la dottrina autonomista e federalista che è l'unica che può salvare anche l'Europa, farla diventare Europa con la E maiuscola. Io spero di essermi fatto capire stavolta, vi abbraccio tutti quanti e vi saluto, a Dio piacendo, un arrivederci, a sabato prossimo alle 10. Grazie.
Avete ascoltato Centro Ronchi. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa